Ancora 43.000 posti liberi per la fascia dei quarantenni che vogliono prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid. La prossima settimana però arriveranno in Veneto 143.000 vaccini contro i 207.000 previsti e la Regione non esclude una ridistribuzione fra ULSS per coprire tutte le prenotazioni. 97,8% gli over 80 vaccinati, 84,7% i 70-79 anni vaccinati, 84,7%, molto alto. I 60-69 anni vaccinati, 80,1%. Ci stanno stupendo. Dei 50-59 non si sono persi d'animo perché hanno già raggiunto il 68%. I 40-49 siamo al 46%. È stata intanto inserita nel decreto Sostegni bis l'esenzione ticket per chi ha postumi di Covid. Per ora è biennale, anche se Zaia sarebbe favorevole a renderla permanente, così come un uso prolungato della mascherina in casi specifici. La mascherina è ovvio che poi diventerà, qualcuno si è messo a sorridere, diventerà come l'ombrello, no? Lo usi quando serve. Quando saremo, lo diceva il professor Vaia stamattina, quando supereremo il 50% dei vaccinati probabilmente non servirà più. Ma io penso che questo sta già accadendo in giro per il mondo. Certo è che dobbiamo dire ai cittadini che quando sei vaccinato, se sei insieme a persone non vaccinate devi portare la mascherina. Ci ha dato la notizia, primo Presidente, che allora i primi 3 medici bellunesi dei 62 ricorrenti hanno ritirato il discorso. Me l'ha riferito la dottoressa Carraro ieri sera. Ecco, dalle notizie che ha è una breccia che si apre, potrebbero essere anche altri che seguono. Ma non ve lo so dire, però sentite, io penso che il medico, oltre a decidere se farsi o non farsi il vaccino, deve dare anche un segnale alla comunità, perché comunque è un'istituzione di riferimento il medico. Cioè, di certo non è, un discorso è dire, posso arrivare anche a comprendere uno che ha la preoccupazione, no? Ma non che questa preoccupazione si trasformi, non sto parlando di questi 3 medici, si trasformi nella volontà di dire a tutti di non farlo, perché allora si apre un altro scenario. Con il 7 giugno, ipotizzando, incrociando le dita e tutto, zona bianca, il coprifuoco che invece sparisce, anche se è il 15 la data indicata. Ah, il 21? Il 21, credo. Il coprifuoco per l'Italia a condizioni di oggi del decreto sparisce il 21 giugno. Da noi sparirebbe 2 settimane prima. Sparirebbe, usato condizionale, nel senso che bisogna arrivarci sani al 7 giugno. Con tutte le indicazioni comunque relative a aperture locali. Certo.